Al Thermal Volley è tempo di festeggiamenti per le ragazze della prima divisione, promosse in Serie D dopo una stagione ricca di vittorie e grandi soddisfazioni. Io in 11 anni che sono in questa società ho avuto retrocessioni, promozioni, è stato un percorso un po' altalenante. Però questa promozione ha un sapore diverso dalle altre. Un sapore diverso davvero speciale, soprattutto perché la Serie D non era certo l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione. È stato un anno pieno di sacrifici, di infortuni, solite cose che succedono durante una stagione, per cui siamo veramente felicissime e prendiamo a piene mani quello che ci è successo, insomma. Abbiamo iniziato pian piano, non eravamo una squadra omogenea all'inizio. E la nostra grande fortuna e la nostra grande pregio penso che sia stato proprio che siamo una squadra unita, abbiamo vinto in campo tutte e 12, non in 6. È del tutto particolare perché è proprio stata dovuta all'unità del gruppo, soprattutto alle ragazze che giocano meno, che fanno panchina e che mai una volta hanno lamentato questa loro condizione non di secondo piano ma comunque di supporto alle titolari. Questa è stata una gran forza, poi dal lato tecnico naturalmente c'è stato un crescendo continuo dalla quarta partita in poi, che nessuno si aspettava, però l'allenatore era convinto, poi ci siamo convinti anche noi. Dopo un avvio in sordina con 3 sconfitte consecutive, il Thermal di Andrea Lazzaro è cresciuto di gara in gara. Con una serie di 7 vittorie nel girone di ritorno, le aponesi hanno messo in fila le principali candidate alla promozione, giungendo quindi prime al traguardo. All'inizio pensavamo che il Casalserugo fosse la squadra più forte del mondo, la Questapone fosse la squadra più forte del mondo e anche il Tagì. Siamo arrivate lì e sia l'andata che il ritorno sono state emozioni, sono state partite vinte e perse per un soffio e penso che la classifica sia veritiera e dia la giusta importanza alle squadre adesso. Adesso siamo prime perché siamo le più forti. Non ci aspettavamo questo risultato, invece la squadra sia da un punto di vista tecnico che psicologico è riuscita a fare delle gran cose. E anche in maniera individuale abbiamo avuto delle atlete che sono cresciute veramente molto, però abbiamo lavorato molto anche sulla battuta, sulla ricezione che erano i nostri punti deboli e poi alla fine siamo riusciti a coronare con un gran risultato che è stata la promozione, insomma. Siamo migliorate molto in alcuni fondamentali, particolarmente la ricezione che ha permesso anche di giocare maggiormente con i centri, con le palle più veloci, così come con le bande e gli opposti e quindi c'era appunto più feeling con i palleggiatori e poi anche i palleggiatori che appunto alzando in salto portavano via il muro e aiutavano i laterali a chiudere meglio i palloni, diciamo. E poi anche siamo migliorate molto in difesa per la voglia di tirare su ogni pallone, per la grinta che ci mandava avanti, diciamo. Società ed atlete guardano con fiducia al prossimo campionato di Serie D, perché come si sa l'appetito viene mangiando. Queste ragazze si sono meritate la promozione, se la sono guadagnata e per quello che riguarda me e la società, per me sono tutte riconfermate in blocco, quindi io auguro loro di disputare un altro campionato in Serie D come quest'anno. Speriamo di fare il bis, ma sinceramente sarebbe proprio una cosa fuori dal comune perché 2 anni di seguito fare una cosa del genere sarebbe veramente un'impresa notevole. Festa nella festa per coach Lazzaro, appena divenuto papà per la 3ª volta. La festa per me, oltre che della promozione, è anche che è arrivata una bimba ieri che si chiama Margherita, per cui più di così non potevo fare.